Per tenere in piedi il sistema bisogna che si trovi il modo di decretare che le imprese possano utilizzare i test fai da te. I test fai da te sono certificati per sensibilità, per attendibilità dal Ministero della Salute italiano e da tutti gli enti a livello internazionale. Si faccia un decreto, si dia la possibilità alle imprese di comprarsi il pacco dei test nasali, se la vedono quei lavoratori, hanno un responsabile della sicurezza, faranno un registro, chi è che interessa di far entrare un positivo in azienda se lo becca? Dice, ah, sta buono, fate 7 giorni a casa e via, fra l'altro siamo pieni di asintomatici. L'appello al governo è diretto e mano a mano che ci si avvicina al D-Day del Green Pass obbligatorio nelle aziende assume il carattere dell'SOS. Il 15, se non si prende in mano questa situazione, sarà il caos, sarà la riedizione del caos. Prendere in mano la questione con un decreto e più ancora dell'estensione temporale dei tamponi a 72 ore è necessario, secondo Zaia, andare oltre perché i numeri parlano chiaro. La popolazione in età lavorativa non vaccinata dai 20 anni ai 69 in Veneto che non è vaccinata risulta essere 590.000 persone. Se pensassimo anche che metà non lavorano, ne ho almeno 300.000 che ogni 48 ore devono fare un test per entrare in azienda. È impossibile. La nostra capacità di fare tamponi oggi, e li facciamo perché dobbiamo seguire anche i contagi, è di 50.000 al giorno. Le farmacie sono 1.000, fanno 16.000 test al giorno. Noi ne facciamo 50.000, ma sono già dedicati agli screening delle scuole, di tutti quelli che si infettano e quindi abbiamo bisogno di ripercorrere il tracciamento dei contagi. Quindi capite che è come pensare di svuotare il mare con un secchio. Impossibile. Dunque, l'unica soluzione concreta, secondo il governatore, è quella dell'autosomministrazione. Se un diabetico si fa la glicemia, chiede la presenza del primario, chiede la presenza di un medico, c'è un test, lo fai e vedi com'è la tua glicemia. Sarà possibile che sul mercato ci sono i test nasali, è come mettersi il cotton fioc sulle narici, test nasale, non il rinofaringeo, quello che facevamo all'inizio, o il molecolare, nasale, addirittura adesso si fa anche il molecolare nasale. Soluzione che permetterebbe di evitare il caos e fare un passo in avanti. Avremo uno screening molto più a tappeto e accompagniamo il processo, avendo una garanzia, lo ripeto, che l'impresa che trova un positivo non andrà mai a dire che non ce l'ha, perché rischia poi di far partire un cluster.